nostra battaglia, certamente. Rieccoci. Prego, prego, continuate pure, sempre primus inter pares. Durante la pubblicità non siamo andati in onda, però sarebbe stato piacevole, visto cosa stava dicendo Paolo Benvenu a Enoch Soraccio. Volete terminare? Sì, rapidamente, perché poi devo partire da Roberto Marcato. Volevo spiegare meglio, evidentemente non è stato così chiaro il mio intervento. Non è niente vero, abbiamo un'idea molto chiara, almeno in Fratelli d'Italia abbiamo un'idea molto chiara su quello che vogliamo fare. E quando parlavo di diciamo connubio efficace, ma quello che vuole fare lei lo vuole fare anche Zaia poi, perché se vuole fare Fratelli d'Italia deve essere d'accordo che Zaia. L'assessore regionale Marcato è qui, se dice Zaia, che in modo galante non sta intervenendo perché di fatto è ancora il governo. È più buono, è il governo, è la persona responsabile, è il governo, è come dire che l'oste che dica che il proprio vino è buono. No? È bene che lo dica qualcun altro se è buono o non è buono, e quindi io sto facendo questa parte. Grazie. Ecco. Il concetto è molto semplice, non è vero. Sono stati presentati dei piani dove è vero che la SMFR, Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, è stato cancellato nella sigla, però è anche vero, bisogna dire, che è stato inserito nel piano dei trasporti, dove di fatto il Consiglio regionale ha dato demandato, il prossimo Consiglio dovrà adeguare tutti gli altri piani, da quelli urbanistici a quelli della viabilità, a quelli di infrastruttura, della difesa idraulica, della difesa del suolo e di tutto, potrei citarne tanti altri, dal punto di vista ambientale e quanti altri, per quanto riguarda un sistema ferroviario ferro-gomma. Significa mettere insieme gli autobus con i treni e far sì che diventano efficaci, con biglietto unico, si sta studiando un biglietto unico. Sì, è vero, è tanto tempo che si sta facendo, ma ci vuole anche del tempo. Roberto Marcato, allora l'Europa, questo governo è riuscito a farsi dare, mi dicono, una valanga di soldi dall'Europa per via del Covid. È stato il governo che ha preso più soldi di tutti. Io racconto quello che sento ovviamente raccontarmi. E il Veneto cercherà di approfittarne, uso un termine magari proprio perché tutti cercheranno di prendere dei soldi e mi auguro tutti in maniera corretta. Ecco, il Veneto cercherà di approfittarne, di portare a casa in questi anni più soldi possibile per rafforzare la nostra regione e soprattutto per rafforzarla dove? Dai soldi dell'Europa. Allora, intanto chiariamo alcuni punti. Le prime tranche di liquidità arriveranno nel 2021. E voi sapete che il budget complessivo destinato all'Italia si compone di una parte a fondo perduto e di una parte maggioritaria di prestiti che dovremo comunque pagare negli anni futuri. Ecco, tenete conto che per quanto riguarda questo stanziamento complessivo, una parte consistente è già stata spesa, quindi quello che arriverà per ristorare... È stata spesa dove? Durante questo periodo mi dica dove? Marcato. No, è stata spesa gli investimenti che ha fatto il governo per controbattere al Covid, per il sociale, quindi per abbiamo già speso i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa. Sì, ecco, e se non arrivavano? Dovranno ristorare gli investimenti che abbiamo già fatto. Ma se non arrivano i soldi abbiamo speso senza averli? No, ma questo lo dico perché qualcuno è convinto che domani mattina arrivano 200 miliardi cash che possiamo spendere come vogliamo. No, una parte consistente serve per ristorare spese che abbiamo già fatto. Sul restante vedremo che cosa arriva effettivamente, dopodiché ovviamente il Veneto presenterà dei progetti e sul sociale e sul lavoro e sull'economia per avere questi finanziamenti. Ma c'è già un programma di dire li voglio investire sul sociale? Assolutamente sì. E qual è questo? Lo stiamo preparando in questi giorni e verrà portato in giunta nei prossimi giorni. No, perché ride? No, rido perché c'è una specie di nemesi storica dentro questo. Cioè, no, guardi, io devo dire che non sono molto, come dire, convinto che questi finanziamenti europei siano stati fatti nel modo migliore possibile, perché, come dice Marcato, e qua gli do ragione, una parte consistente di questi fondi sono prestiti che andranno a aumentare il debito permanendo i vincoli dei trattati europei. E quindi lei cosa avrebbe fatto? E poi una parte quindi lei cosa avrebbe fatto? Io avrei fatto diversamente, cioè nel senso che noi siamo in una fase deflattiva dell'economia su scala globale e la possibilità di intervenire direttamente da parte della banca centrale senza che si creasse nuovo debito
era nei fatti, come è stato fatto in altri paesi. In una fase di deflazione il problema o la preoccupazione che generando nuova massa monetaria si crea inflazione, anche nelle scuole di ragioneria insegnano che questa è una scelta politica. Cioè se la scelta era l'intervento diretto della Banca Centrale Europea ci sarebbe stata la possibilità di dare agli Stati direttamente, magari con titoli a 100 anni, a rendimento negativo, perché questo era possibile farlo, e senza che si creasse debito, e anche di più, perché queste le condizioni, e altri paesi lo hanno fatto, ci sono, l'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto l'Inghilterra, l'ha fatto la Gran Bretagna, l'ha fatto il Giappone. Ha speso il tempo nella risposta, Enoch Soranzo. I soldi dell'Europa dove li investirebbe? Se arrivano, come dicevamo prima con... Bisogna differenziare anche qui, perché sennò poi i cittadini, che ormai sono comunque preparatissimi, c'è una parte che sono a fondo perduto. Non è il MES questo. Questo non è. Noi siamo contro il MES così come proposto, per dei motivi che vogliamo chiedere spiegazioni. Abbiamo chiesto, il Presidente Meloni ha chiesto di portare alla Camera la documentazione per vagliarla. Su questo troviamo una posizione molto condivisa, anche mi pare anche dal Movimento 5 Stelle, per cui non è a priori, vogliamo vedere le carte perché si dice una cosa invece un'altra, e una parte sono a fondo perduto, una parte è prestito, è verissimo, una parte, tant'è che su quelli a prestito l'Europa ci chiede dove intendiamo spenderli, con quale progettualità. Perché non è che ce li danno ancora una volta a dire ti ridiamo e tu vai a fare, se arrivano nel Veneto, i banchetti. Cosa farebbe Enoch se arrivano qui nel Veneto? Ma no, guarda, è molto semplice. L'Italia ha bisogno di correre, ha bisogno di investimenti, di sbloccare gli investimenti. Abbiamo tante opere pubbliche finanziate già dallo Stato, nei cassetti dello Stato, tantissime opere in tutta Italia, tra cui anche in Veneto. Ne ha fatto anche una pubblicazione qualche credo 20 giorni fa, un mese fa. Abbiamo bisogno di sbloccare quelle e di aggiungere e finanziare tutte quelle opere che creeranno cantiere, occupazione, posti di lavoro e PIL. Questo dobbiamo fare. L'Europa ce lo sta chiedendo, dobbiamo far presto a presentare i progetti. Le regioni credo che siano già in corso dei confronti con lo Stato e con il governo, per cui si devono dare le priorità e redigere i progetti. Ci vuole gente che sappia fare, che decida secondo i dettami dei cittadini, per il volere dei cittadini, che realizzano un paese finalmente all'avanguardia. Prego, solo l'informazione del servizio. Ho convocato per lunedì, ma l'ho convocata ieri, per lunedì mattina, l'incontro con tutte le categorie economiche del Veneto per parlare del Recovery Fund, cioè proprio per capire da loro quali siano le linee di intervento strategiche e che possono essere più interessanti. Io ho questo metodo, cioè io condivido. Avete convocato anche i sindacati o avete convocato solo le categorie economiche? No, su questo qua credo così solo una domanda, non era una polemica, era solo una domanda, perché c'è solo, pare che ci sia solo un pezzo di questa regione che ha parola su queste questioni. Ti rispondo con molto piacere. In altri tavoli ho convocato anche i sindacati, mi sembrava giusto. Qui probabilmente la parte che interessa più i sindacati è quella legata al lavoro, che non compete al mio assessorato, tutto qua, quindi che lo farà probabilmente la Donazza per la sua competenza. Vincenzo Gottardo, io penso che sui soldi ovviamente che arrivano. L'Europa ha dato una grande prova e insomma, ha stanziato dei fondi che sono sicuramente fondi importanti sia nel metodo con cui vengono dati, si parlava prima fondi perduto e prestito, e sia nella quantità. Ora ovviamente sta a noi, sta al governo ovviamente pianificare dei progetti che siano credibili, che siano progetti importanti, che siano progetti di intervento concreto nei territori. I contributi a pioggia che sono stati erogati soprattutto durante il periodo di Covid, così spaziando a 360 gradi su tutte le categorie indistintamente, non so quanto effettivo beneficio abbiano portato all'economia del nostro Stato e sicuramente anche all'economia delle aziende. Io penso che abbiano portato a riscontri pari a zero. No, a zero, perché purtroppo l'intervento doveva essere focalizzato. Esatto. Noi avevamo 3 regioni che sono state quelle più colpite dal Covid, che sono anche le 3 regioni più importanti dal punto di vista economico: Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, che erano le uniche 3 regioni che prima del Covid avevano un segno più di PIL, di crescita di PIL. Tutto il resto aveva segno o zero o negativo. Allora, io fossi stato il governo, avrei messo in modalità corsa
innanzitutto queste 3 regioni, ma non perché siano del nord o del sud, perché queste sono traino economico del paese. Per tutte le altre. Se tu non fai correre il puro sangue che hai voglia tu a tirare avanti la carretta. Con gli altri. A conclusione mancano più o meno più di 30 secondi. Sì, ecco, e quindi stavo dicendo, non possiamo pensare insomma di chiedere all'Europa il contributo per il monopattino, non me ne voglia Arturo Lorenzoni, che so che insomma è un sostenitore di queste modalità di movimento nella nostra città, però ecco, insomma, non possiamo andare a chiedere all'Europa contributi o progetti per finanziare l'utilizzo del monopattino quando ci sono aziende già andate in rovina, aziende che hanno chiuso la propria attività, aziende che non hanno prospettive future. Sì, che il 40% dei monopattini si è prodotto in Cina. Arturo Lorenzoni, ecco, tocca a Arturo Lorenzoni, questi soldi che arrivano all'Europa non deve Ma io ho pensato di utilizzare i soldi europei per i monopattini, chiariamolo, perché sennò voglio dire, qua pare che... Però comprarsi tanti. No, voglio dire che i soldi europei sono... innanzitutto la Banca Centrale Europea sta comprando 200 miliardi di euro l'anno di titoli dello Stato italiano e sta dando una liquidità che nessuno, voglio dire, teniamone conto. Non ho mica detto che non è vero, appunto, dico che poteva fare di più. Di più, cioè 200 certo, miliardi vuol dire il 10%, più del 10%, il 13-14% del nostro PIL e ci sta comprando, quindi ci sta aiutando tantissimo. Però quello che dobbiamo tenere conto è che questi soldi, al di là di quelli a fondo perduto, che secondo me sono interessanti e dobbiamo utilizzare per le infrastrutture, perché le infrastrutture poi ci aiutano a creare valore. Quindi per esempio l'SFMR, utilizziamo questi soldi, ma anche infrastrutture verdi, anche infrastrutture sul territorio, voglio dire, è su quello, non è che ci dia i soldi del Recovery Fund, usateli come volete, ci sono delle linee molto precise che devono essere coerenti con quello che è il Green Deal europeo. Va bene, ma se arrivano qui, lei cosa ne farebbe nel Veneto? Ma guardi, io farei efficienza energetica negli edifici pubblici, abbassiamo i costi. Cioè noi dobbiamo abbassare la spesa corrente con quei soldi e lo possiamo fare, azzeriamo i costi energetici del pubblico, ma azzeriamo i costi di dove ci sono dei finanziamenti costosi, azzeriamoci, così anche il MES. Secondo me bisogna prenderlo il MES, e come se dobbiamo prenderlo? Finalizzato alle strutture. Noi abbiamo dei project che sono costosissimi, hanno tassi tra l'8 e il 10%, se noi prendiamo i soldi all'1 o a meno dell'1, liberiamo quegli 8 punti di finanziamento, che vuol dire milioni e milioni di spesa corrente all'anno, dobbiamo farlo non nel 2021, nel 2020, dobbiamo farlo subito, ricontrattare i project, abbassare la spesa, chiuderli e finanziarli con dei fondi molto meno costosi. L'Europa ci sta dando una mano enorme, ma dobbiamo pensare alla nostra economia integrata con quella europea. Come spenderebbe i soldi che ci dà l'Europa? Gliel'ho detto. L'ha spiegato. Paolo Benvenu. Io credo che ci sia un problema, ovviamente, naturalmente sono completamente d'accordo sulla necessità di riconvertire l'economia e di dargli un'impronta di sostenibilità. Questo ovviamente va fatta una riflessione. C'è un problema anche importante e immediato, che è quello di riprendere e rilanciare il mercato interno, perché una delle cose che vanno comprese è che questa dimensione della globalizzazione dell'economia con il Covid-19 vale per il turismo come per le esportazioni. Per questo il Veneto deve affrontare dei problemi storici grandi, perché è questo il punto e il nodo. Ma cosa farebbe dei soldi, Paolo? Io in una parte significativa la investirei nel sostegno del reddito delle persone. Cioè, tipo reddito di cittadinanza? No, come un reddito senza condizioni. Tu non hai soldi per vivere, non hai soldi per pagarti l'affitto, non hai soldi per... Te li do io, perché in questa maniera io permetto anche all'economia di riprendere. Ma non può essere, Paolo Benvenu, che qualcuno eviti di lavorare e di guadagnare? Guardi, allora, le faccio questa domanda. Allora, questo può essere ovunque, c'è anche chi non paga le tasse. In questa regione i virtuosissimi veneti non pagano 10 miliardi di euro di tasse all'anno. Se c'è qualcuno che magari fa il furbo perché becca il reddito di cittadinanza o un reddito senza condizioni, non credo sia un grosso problema, no. Perché no, è un problema relativo, perché io vi sento molto preoccupati di questo, non vi ho mai sentiti preoccupati del fatto che qua c'è l'evasione dell'IVA più alta che probabilmente in Europa. No, ma non è vero. Ma come dicendo ti faccio un esempio e allora sfido la regia a prendere il dato di 2 anni fa. Io ho detto scusi, delle cene. No, lei ha detto una cosa assolutamente offensiva.
offensiva. Da Veneto lei non può dire noi siamo risultati per 3 parametri di evasione sono un fatto gravissimo. Voi li odiate i veneti, voi proprio li odiate. Inaccettabile. Io sono veneto e ho sempre pagato le tasse, non faccio parte di quella parte dei veneti che le tasse non le hanno mai pagate. Quei veneti per me è una cosa che non vuol dire il tubo. La regione Veneto è uno dei territori dove si evade di meno. Dato della piccola in Italia è la regione dove si evade. Allora, l'evasione IVA in provincia di Padova è superiore all'evasione IVA ci sono aree del paese dove non bisogna neanche registratore di cassa. Non è assolutamente vero. No, mi preoccupo, sì, perché questi odia i veneti, chi li odia perché tu legittimi l'evasione fiscale? No, assolutamente no. Allora di che l'evasione fiscale porta via non giochi con le parole, non giochi con le parole. Un'offesa non giochi con le parole. Inaccettabile. Ma io non ho detto che i veneti sono evasori, io sono veneto e non sono evasore. Lei ha detto che il Veneto ha la più alta tasso di evasione d'Europa. Io non ho detto che i veneti sono evasori. Guardi, prendiamo la registrazione e vediamo cosa ha detto. C'è un'evasione fiscale di 10 miliardi di euro. Prendiamo la registrazione e vediamo cosa ha detto. Se sarà espresso male, probabilmente si è espresso male. Nel Veneto. No, lei ha detto che ha più tasse d'Europa. Lei ha detto. Questa è un'offesa. Non è vero. È un'offesa e una menzogna. Allora, ci sono diverse l'IVA che viene evasa a Padova è equivalente all'IVA che viene evasa nell'intera Finlandia. Questo dato non lo do io, la dà la piccola impresa padovana. Ma che economia c'è in Finlandia? Ma quante cose siamo io a parlare? Che economia c'è in Finlandia? È uno dei paesi più sviluppati d'Europa. Paragonami economie simili. Ma tu cosa pensi che in Finlandia ci siano solo le renne? Tu pensi che in Finlandia ci siano solo le renne? L'IVA che è in Finlandia. Cappelletti risposto dove metterebbe i soldi? Direttore, vuole leggere il Fatto Quotidiano cos'è di qualche mese fa? Me lo lega lei, ci credo quello. Glielo leggo? Non cambia nulla. Non cambia niente adesso, vero? Di fronte all'evidenza non cambia niente. Aspetti un lei attimo, deve però cominciare a parlare con dati di fatto e con rispetto anche delle ragioni. Se è rapido lo legga, sentiamo cosa è scritto. No, c'è l'evasione, ma certamente non è... Voi non dite una parola sull'evasione fiscale. Lei sta reagendo così perché c'è qualcuno con dati la mano che l'ha sconfessato in diretta, scusi, perché lei ha fatto un'affermazione offensiva, come Veneto mi sono sentito offeso, mi sono sentito di subito di smentirla perché io amo, difendo e mi batto per il mio paese e il mio Veneto. E quando i dati, scusi, lei invece, scusi, ha offeso i veneti. Quando ha fatto lei una dichiarazione contro l'evasione fiscale, quando ha fatto una sola a lei dà dichiarazione. fastidio che l'ho pizzicata, Ma io l'ho pizzicata volentieri, se lei qua di fronte ai cittadini dice che si è espresso male, io lo accetto. Capoleggia rapidamente quel pezzo. Guardi, l'incidenza, allora, la classifica regionale del sommerso vede primeggiare le regioni del Mezzogiorno dove l'incidenza dell'economia sommersa tocca il 19% del valore aggiunto. Valore aggiunto è l'IVA. Allora, Calabria 29, Campania 20, Sicilia 19, 2 si posizionano ai 3 primi gradini di questo successo negativo. Il Veneto è in fondo alla classifica. Si fa con le regioni dell'Île-de-France, si fa con queste regioni, non con le regioni dell'Est. dell'Est. Sta dicendo che il Sud evade? Come? Lei sta dicendo che il Sud sono evasori? No, io racconto un dato solo dati del Sud. Io racconto un dato che ha dato un ente certificato dello Stato, per cui io nello Stato credo e che ha sancito e detto questo. Ma lui si poneva il problema? No, lui ha dichiarato che il Veneto ha più tasso, l'incidenza del più tasso d'Europa. State sforando tutti. Cappelletti per quanto riguarda dove i soldi arrivano. E invece non è solo d'Europa. Che Soranzo, Cappelletti, dove arrivano i soldi, dove metterebbe i soldi? Fammi un piacere, dai. Ma tu confronti il Veneto con il Molise. Cioè dove le attività produttive economiche sono, come dire, alla canna Cappelletti, grazie. Direttore, prima ha detto lei che posso interagire, sì, quindi adesso li fermo anche, no, posso l'operazione verità l'ho già fatta. Posso solo dire che si è espresso male. Cappelletti, per quanto riguarda non posso tacere però su questo. Io vengo da un'esperienza seppur molto piccola di attività imprenditoriale, molto piccola, vendevo servizi alle imprese e le posso assicurare che
non è stato mai, ma non solo evidentemente non abbiamo mai evaso un euro, ma non era tecnicamente possibile evadere un solo euro, perché chiaramente il sistema era tale per cui tutto doveva essere dichiarato fino all'ultimo euro. Io credo che questa sia la situazione della stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese in questa regione. La risposta... dove è difficile arrivare a chiudere i conti a fine mese. C'è evasione nella nostra regione? Sicuramente sì, ma la grande evasione e soprattutto la grande illusione riguarda i grandi gruppi dove bisognerebbe... I soldi che arrivano dall'Europa, cosa farebbe I soldi che arrivano dall'Europa, innanzitutto diamo il merito al governo di essere riuscito a portarli a casa perché non era affatto scontato. Sento delle critiche anche per questo, ci hanno provato numerosi governi da decenni a creare un minimo di debito comune in Europa, non c'è mai riuscito nessuno, per carità c'è stata una situazione drammatica evidentemente, però un risultato si è ottenuto, sono 80 miliardi a fondo perduto. Ora io credo che debbano essere investimenti, altrimenti rischiamo di perdere un treno straordinario che poi non ripassare più. E devono essere investimenti per ammodernare il Paese, quindi occorre investire nella tecnologia e nell'innovazione, occorre investire nel green, nella sostenibilità, occorre investire nella transizione energetica. Quelli sono investimenti che offrono maggiori opportunità di sviluppo e di opportunità di valore e anche di lavoro. Lei pensa che questa regione non abbia fatto questo fino a questo momento? Questa regione non l'ha fatto, secondo lei, investimenti per la tecnologia? Ha fatto il contrario, ha adottato una politica che era quella della cementificazione del territorio, tant'è che i numeri parlano da soli. Io ricordo anche nel 2017 è stata fatta una legge qui in Regione Veneto, consumo del suolo zero, nel 2018 e nel 2019 siamo stati maglia nera in tutta Italia per consumo di suolo, con oltre 900 ettari consumati. Quindi è una logica completamente opposta, che poteva andare bene 50 anni fa. Oggi in Veneto ci sono 11.000 capannoni vuoti, di questi 4.000 sono da battere perché sono derelitti, sono abbandonati da decenni. Vogliamo andare avanti in questa maniera o vogliamo cercare di ricostruire sull'esistente, anche abbattere e ricostruire se necessario, non dobbiamo fermare la macchina. Abbiamo uno strumento straordinario che ci è offerto dal governo, che è il super ecobonus al 110%. Quello può essere un volano straordinario per far ripartire l'economia. Che non può riqualificare i capannoni. Il centro studi del CNA, lascia stare carica batteria. Il centro studi del CNA ha stimato solo per il Veneto 46 miliardi di giro da fare e 50.000 nuovi posti di lavoro. Ma però anche la regione deve fare la sua parte, non possiamo far finta di nulla. Ci sono migliaia di imprese in Veneto che devono avviare e gestire migliaia e migliaia di microcantieri da qua ai prossimi 18 mesi. Quindi Marcato, mi sembra di capire, quando dice Cappelletti, che la regione ha sbagliato tutto sotto questo profilo, mi sembra di capire Cappelletti o no? Hanno una mentalità che andava bene 50 anni fa. A me farmi dare lezioni di sviluppo economico da chi ha proposto il reddito di cittadinanza e durante il lockdown ha tolto la condizionalità da reddito di cittadinanza, cioè prima almeno uno ti diceva ti do il reddito di cittadinanza perché ti devo accompagnare a trovare il lavoro, ti faccio 3 offerte di lavoro, se tu non ne prendi nessuna delle 3 tu perdi il reddito di cittadinanza. Questi signori qua assieme al PD hanno tolto le tre condizioni per cui oggi uno può rimanere a casa tranquillamente sul divano, prendere il reddito di cittadinanza per sempre perché può rifiutare qualsiasi offerta di lavoro. Allora fammi insegnare l'economia da sta gente qua, insomma, con tutto il rispetto. Dopodiché vorrei ricordare che prima del Covid la Regione Veneto, assieme alla Lombardia, l'ho detto prima, e all'Emilia Romagna, erano le 3 regioni che avevano il PIL positivo e quel sistema che qualcuno aveva, anche all'Università di Padova, io sono andato nel 2009, appena era scoppiata la crisi dei subprime, e avevano fatto un convegno dove praticamente avevano cantato De Profundis del sistema Veneto del Nord-Est famoso, della piccola e media impresa. E invece in realtà che è uscita dalla crisi, di quella drammatica che è arrivata dall'America, è stata esattamente la piccola e media impresa, cioè il sistema modello Veneto. Solo una battuta perché poi la pubblicità. Mi devono però, se spiegassero il discorso del reddito di cittadinanza che hanno tolto la condizionalità e lasciano Pelandroni sul divano, sarebbe bello per chi lavora in Veneto. Ti leggo il programma politico. Introduciamo nuovi strumenti di sostegno come un reddito minimo vitale per i soggetti in condizioni di particolare bisogno mirato al reinserimento lavorativo. Cos'è questo?
il reddito di cittadinanza. E cos'è questo? È il programma di Zaia del 2015. No, ma non c'entra, non so se mi capisco che forse... È il programma di Zaia del 2015. Provo a mettere i sottotitoli. Io ho chiesto per quale motivo... No, io faccio una domanda molto semplice. Io ho chiesto per quale motivo, visto che il reddito di cittadinanza doveva aiutare le persone a trovare il lavoro, perché avete tolto il discorso delle 3 offerte di lavoro, per cui uno può rimanere ad libitum per sempre, seduto sul divano a mangiare popcorn a spese della comunità, senza andare a lavorare. Io la trovo una porcata, Roberto, nei confronti di chi va a lavorare. Se fosse vero sarei indignato quanto te. È stato non è vero? No, diciamolo però. Dimmi che non è vero. No, dimmi che non è vero. Non è vero quello che ti ho detto. Allora, è vero o no, Cappelletti? Se fosse vero darei ragione, sarei indignato come lui. È stato sospeso durante il periodo Covid per evidenti motivi. Ed è stato adesso è stato riattivato? Adesso va riattivato. Adesso va riattivato. Pubblicità. Si mettono anche le condizioni su bonus.